veloce e potente degli squadroni lanciati alla carica ha scandito per 50 secoli la storia dell'umanità. Nel nome della cavalleria, la civiltà occidentale, fin dalle sue origini, ha identificato alcuni dei suoi valori più genuini: coraggio generoso, nobile lealtà, fiera gentilezza. Il progresso tecnico, mutando il volto del mondo, ha trasformato i reggimenti di cavalleria in reparti blindati. Risplende tuttavia intatto sui moderni squadroni d'acciaio il raggio d'oro di una lunga storia gloriosa, un patrimonio immenso di memorie e di esempi. I mezzi affidati ai cavalieri blindati sono tra i più complessi e perfetti prodotti dell'industria moderna. Per impiegarli con efficacia sono necessarie numerose e precise nozioni che fanno di ogni blindato un tecnico qualificato ed esperto. Anche i muscoli degli uomini che usano quei mezzi debbono essere temprati ed elastici, sicché all'antico fatidico comando a cavallo, il rapido balzo che li porta sui carri abbia il guizzo fulmineo con cui gli antichi cavalieri volavano in arcione. Eredi di una grande tradizione, gli ufficiali della cavalleria blindata la perpetuano, servendo il paese con onore secondo una linea di prestigio sociale e di civile decoro che le giovani leve accettano dagli anziani come per un infrangibile patto in una continuità ammirevole. Così, molte ore di libertà essi le trascorrono in sella, perché questo è il loro svago preferito, ma anche perché sentono che è loro dovere tenere alta la nostra bandiera sul pennone della vittoria nei grandi confronti sportivi internazionali. A paragone dei cavalli, che sono tra gli animali più belli e nobili della creazione, i carri armati a prima vista appaiono come sinistri e torpidi mostri antidiluviani. Ma ad osservarli su un campo d'addestramento, mentre superano inverosimili ostacoli filando veloci, o intrecciano rapidissime gincane, o si destreggiano in caroselli vorticosi, si ha l'impressione che una qualche segreta magia riesca a trasfondere nei colossi d'acciaio l'agile e forte destrezza dei puro sangue.
Quando i carri al termine di una spettacolosa esibizione si arrestano e scattano verso l'alto i portelli che li chiudono, emergono favolosamente dal ventre dei mostri i forti uomini che li hanno domati, cuore e cervello delle gigantesche macchine. I carri sono poderosi arnesi di guerra, ed è la guerra la dura e definitiva pietra di paragone delle loro prestazioni e delle virtù degli uomini che li guidano. Custodi della pace, essi si addestrano alla guerra in diuturne e rigorose esercitazioni, i cui temi tattici propongono sempre nuove prove agli uomini e ai mezzi. Così, in questo tipico esempio di impiego dei reparti blindati, una cooperazione fra truppe autoportate e carri nella conquista di una posizione, con appoggio di artiglierie cingolate e semoventi. Infranta ogni resistenza, i carri precipitano come valanghe armate oltre le linee nemiche. Ultimata la manovra, gli equipaggi si schierano a rapporto. Accanto ad essi stanno docili le grandi belve d'acciaio, fervide e come ansanti per l'immane fatica. Sulla via del ritorno agli alloggiamenti, le colonne incrociano talvolta le mandri e brade che le accompagnano a tratti in liberi sfrenati galoppi. Si incontrano allora nel vento il rimbombo degli zoccoli e il fragore dei cingoli, gli alti nitriti delle bestie e il cupo urlo dei motori, e si fondono in uno strano solenne canto che è il vero, inimitabile inno degli squadroni d'acciaio.